La storia della bonifica delle terre lungo il litorale del Veneto orientale è parte integrante di quanti abitano in questi luoghi. È una storia di passione, di fatica, di povertà, di conquista di una vita migliore. Si tratta di vaste superfici soggette nel corso del tempo a grandi mutamenti nel loro assetto ambientale originario. Inizialmente, infatti, erano estese zone paludose vicino al mare Adriatico, trasformate poi con il lungo e faticoso intervento dell'uomo in un esteso territorio dalla profonda vocazione agricola. Protagonisti a volte dimenticati di tale impresa, ma che riteniamo assolutamente doveroso ricordare, sono gli Scariolanti, operai avventizi che, sottoposti a ritmi di lavoro massacranti, procedevano con pale e carriole al prosciugamento della palude, separando il fango dalle acque per ottenere canali di irrigazione e campi coltivabili. A questa figura di lavoratore, così importante per l'identità storica del territorio, rende omaggio una statua, il monumento al lavoratore delle bonifiche, la quale è posta di fronte al municipio di Concordia Sagittaria. Fu realizzata dall'allora Cardinal Monsignor Censo Cosentini, il parroco delle bonifiche. Da sempre viene affettuosamente chiamata dai concordiesi Toni de Laga e dà il nome al nostro itinerario. Il nostro itinerario inizia a Porto Gruaro, presso la piazzetta della pescheria dietro il gotico palazzo municipale, con la sua caratteristica merlatura ghibellina, uno degli angoli più suggestivi e pittoreschi della città. Da qui si possono ammirare i medievali mulini di Sant'Andrea sul fiume Lemene e il caratteristico oratorio dedicato alla Madonna della Pescheria, costruito interamente in legno dai pescatori di Caorle nel XVII secolo. Siamo giunti a Concordia Sagittaria, cittadina attraversata dal fiume Lemene, fondata dai Romani tra il 42 e il 40 a.C. Doverosa è la sosta davanti al monumento dedicato al lavoratore delle bonifiche. Numerosi sono i reperti risalenti all'epoca romana che si possono visitare nei siti archeologici della città. Segnaliamo inoltre la cattedrale di Santo Stefano, con il suo pregevole pavimento musivo, la tricola all'esterno ed il battistero bizantino, monumento di grande valore artistico. Tanti sono gli interessanti aspetti che si colgono viaggiando in bicicletta per le terre di bonifica. Dagli argini si nota facilmente come il livello dei campi sia inferiore alla linea di scorrimento del corso d'acqua del fiume. C'è un reticolo continuo di canali e fossati che costituiscono un habitat favorevole a numerose specie animali. La quasi totale mancanza di alberi ad alto fusto, tipica delle zone di bonifica, è compensata dalla grande ampiezza degli orizzonti. Particolarmente significativi e facilmente riconoscibili per le loro tipiche forme architettoniche appaiono gli edifici dell'idrovore, la cui costruzione risale agli anni 20 e 30 del secolo scorso. Il Bosco delle Lame si trova nel comune di Concordia Sagittaria, in località sindacale. L'area boschiva, composta da piante autoctone e da diverse tipologie di arbusti, occupa una superficie di circa 24 ettari ed è resa ancora più interessante dalla numerosa specie di animali selvatici che si trova al suo interno. In quest'ultimo periodo il bosco è stato oggetto di diversi interventi di riqualificazione. Sono stati realizzati percorsi ciclopedonali, una vasta zona umida e alcuni punti di osservazione. Dall'altana, posta di fronte all'area umida all'argine del canale, si possono osservare i canali della laguna di Caorle e la valle Zignago. È stato proprio l'uso di un mezzo lento, quale la bicicletta, che ci ha permesso di essere attenti al nostro territorio, cogliendone bellezza, ricchezza e particolarità, un fondamentale tassello nella costruzione dell'appartenenza alla nostra storia. Pedalare insieme è stato per noi una grande opportunità educativa, guardare insieme il mondo e quindi imparare insieme, dando ragione allo slogan che ci accompagna durante i nostri viaggi di istruzione in bicicletta. Pedalando si impara.